Buonasera a tutti ragazzi. Questa sera parleremo di profezie, quindi secondo alcuni, anzi no, secondo alcuni, secondo David Montagnier, lui avrebbe trovato alcuni segni biblici che indicherebbero come data del giorno del giudizio il 28 dicembre 2019, cioè alcuni segni che stanno nella Bibbia, ragazzi, indicano la data della fine del mondo il 28 dicembre 2019. È anche vero che questo Montagnier, come si chiama, è diventato famoso per le sue bizzarre profezie. Anche in passato aveva provato a prevedere la fine del mondo così come lo conosciamo, però non andò così. Per il fatto che, se vi ricordate, per la fine del mondo dei Maya, lui ha sempre detto fino adesso che aveva sbagliato a fare i calcoli. In effetti non era, diciamo, ciao avvocatella, non era il 2013 la fine del mondo, ma il 2019. Quindi, secondo lui, sul suo sito, perché lui c'ha anche un sito, il 21 dicembre del 2019 ci sarà l'inversione dei poli, quindi diciamo che a finale ci sarà questa inversione dei poli. Quindi perlomeno questo dicono, quindi l'intera popolazione sarà, diciamo, subirà questo brusco cambiamento, quindi ci sono, diciamo che nei giorni successivi a questo ci saranno terremoti, tsunami, intensità, attività vulcaniche, eccetera. Già adesso dice, già si stanno verificando queste scosse, quindi lui già con queste scosse che ultimamente abbiamo avuto, lui già ci sta marciando sopra, come dico io. Però a volte, guarda, il dubbio pure ti viene a volte, perché lui dice che prima di questa cosa ci saranno numerosi terremoti in tutto il mondo, anche se questo è vero che ultimamente la terra trema un po' ovunque, però, come devo dire, sto sempre, quindi sto sempre con atti chi va là, non sono sicuro nemmeno io, ragazzi, quindi non posso dirvi è vero come non posso dire è falso, quindi un dubbio ci rimane sempre, come dico io. Quindi dice che la situazione peggiorerà di giorno in giorno con numerosi disastri naturali che finiranno il giorno del giudizio, il 28 dicembre. Quindi diciamo che non sarebbe l'unico ad aver individuato questa data come possibile fine del mondo. In effetti c'è stato un uomo che è tornato, un viaggiatore del tempo, che l'aveva detto anche lui che qualcosa accadeva quest'anno. Quindi vi ricordate quello che stava nell'anno 2030, è tornato qui e ha detto che nel 2019 ci sarebbe stato un cambiamento. Hai la avvocatella. Quindi diciamo che lo so, può essere pazzesco, può essere vero, io non lo so, ragazzi, eh. Questa, diciamo, è una cosa che ho trovato in America, l'ho fatto la traduzione e questo David Montagnier dice che la profezia dei vulcani e dei terremoti sta scritto tutto nella Bibbia, quindi dice che stiamo quasi alla fine. Quindi, ragazzi, oggi quando è 29 novembre, quindi 30, ci mancano altri, è poco ragazzi allora, oh. 28 e 1, 29, 29 giorni allora. Vabbè, beh, magari mangiamo avvocate e a Natale, non ci lamentiamo, quindi Natale, vigilia di Natale, Natale lo facciamo. L'Immacolata pure. Sì, come dice lui, sì. Vabbè, meno male che ci siamo salvati l'Immacolata e Natale. Quindi già siamo fortunati, facciamo magari Natale, non fa niente che non vediamo il 2020, però abbiamo fatto Natale. Quindi diciamo che non lo so ragazzi, non credo a questa cosa, però ho voluto fare questo video proprio perché questo David Montagnier ogni tanto, come quell'altro, ogni volta ne spara uno fuori, quindi quello dei terremoti invece, quello ogni volta dice che ci sarà un forte terremoto. Voi vi ricordate come avevo detto io? Che ci sarà un grande terremoto nel mondo. Che è successo ragazzi ultimamente? Ha fatto il terremoto in Albania. Allora che sono mago io? Come avevo detto con voi, con tutti quanti. Ragazzi, entro 10 giorni ci sarà una forte scossa nel mondo.
l'ho detto pure io in un video, se andate a guardare, andate a vedere la data quando l'ho detto. Poco dopo, dopo 7 giorni, è venuto il terremoto in Albania, che ha fatto un casino. Allora che direte? Giuseppe Melchiorre è un mago. Cioè, pure io l'ho predetto allora. Come fa lui? No, lui dice così, che fra 10 giorni ci sarà un grandissimo terremoto. Eppure io, ragazzi, 10 giorni fa, se andate a vedere un video, dico, ragazzi, facciamo una scommessa, che entro 10 giorni ci sarà un fortissimo terremoto nel mondo. Manca a farlo apposta, poi è venuto in Albania. Allora non possiamo dire che Melchiorre Giuseppe è un indovino oppure indovina i terremoti, no, perché avvengono sempre, ragazzi, quindi non è perché Giuseppe è bravo. Avvocato, già l'ho fatta questa scommessa, ho detto io l'ultima, dopo vado a cercare il video, ho detto che entro 10 giorni succedeva un forte terremoto, manca a farlo apposta prima dei 10 giorni di scadenza, ha fatto quello in Albania. Allora che dite che io faccio un altro? Allora entro 15 giorni ragazzi ci sarà un'altra forte scossa. Oggi è 28 novembre, ricordatevi, quindi 29 e 30, quindi per l'8 di dicembre ci deve stare una forte scossa di terremoto. Poi direte Giuseppe come hai indovinato? È facile, accade sempre, quindi non è perché io indovino, è perché accade sempre, quindi nel mondo ci sta sempre una scossa. Quindi ha detto stasera, da stasera vale questa scommessa, entro l'8 di dicembre, l'Immacolata, proprio i giorni dell'Immacolata, a partire da stasera fino all'8 dicembre, ragazzi, ci sarà una grande scossa che scuoterà il mondo. Quindi mo la scommessa è aperta da adesso fino all'8 dicembre. Quindi vedremo se io avrò indovinato oppure perché è un fatto ciclico, come dico io. Non è perché io sono bravo a indovinare i terremoti, non esiste, non sono un indovino. Però è facile che accade, quindi accade e poi dico ha fatto un terremoto di 6,8 in Guinea, faccio un esempio, no? Allora Giuseppe fa l'indovino, dite. Quindi, allora, avvocato è scommessa fatta, quindi c'ho da oggi fino all'8 dicembre a disposizione, quindi ti farò vedere che in 2 o 3 giorni ti faccio vedere il forte terremoto dove ci sarà. Quindi aspetta, poi te lo dico quando io vado a controllare sull'SMC e sull'INGV. E poi dici, ma io avevi ragione, Giuseppe. Perché così i terremoti ci sono sempre stati, ragazzi, ci saranno sempre. Quindi questo qua invece questo esagera. No, io e Avvocatella abbiamo fatto una scommessa ultimamente, Vincenzo, avevo detto io che entro 10 giorni faceva un forte terremoto. È successo che è fatto, diciamo, un terremoto in Albania. Quindi ho detto vicino a Avvocatella, hai visto? Allora ho predetto il terremoto in Albania io. No, perché alla fine succedono questi disastri. Quindi non sono bravo io, è un fatto ciclico. Ci sta questo David Montagnier, questo qua che sto facendo il video mo, che fa così. Dice fra 10 giorni ci sarà una forte scossa nel mondo, però non dice in che parte, non dice. Allora giustamente poi accade. E tutti quanti dicono, questo prevede le scosse, non qua prevede. Allora pure io faccio, è vero Livia, stavi pure tu quella sera quando io l'ho detto. Allora che fa? Sono indovino Livia io, yeah. È successo questo ben di Dio in Albania. Allora mi è chiaro Giuseppe ha indovinato. No ragazzi, è impossibile, non ho indovinato perché doveva, diciamo, è ciclico, capì? Capita, quindi in 10 giorni io sai quante possibilità ho di vincere? A voglia. Ma faccio vedere l'avvocatella prima dell'Immacolata, quindi prima del giorno 8, quante scosse ci sono state da 5,8 a 6 a salire. Quindi già ho vinto la scommessa già in partenza, perché così ragazzi io controllo sempre l'INGV e posso assicurarvi che ci sono sempre scosse superiori alla sesta, nemmeno alla quinta, alla sesta, 6,1, 6,2, 6,3. Quindi è molto facile vincere la scommessa, quindi perché accadono sempre. Adesso voglio vedere proprio in tempo reale, può darsi che la becco in tempo reale. Guarda, avvocato, questo è pazzesco se adesso la indovino adesso. Allora andiamo a guardare
su SMC, voglio andare qui. Allora, no, sei stata fortunata. Poco fa 20 e 33, 3,7 Albania, non vale. 20, magnitudo 4 Messico, magnitudo 3 Adriatico, quindi nel mare Adriatico come sempre. Guarda, 17 e 29 a Island, magnitudo 5, poi nel mare Adriatico magnitudo 3, poi qua dove a Minamar 5,2. Come vedete ragazzi è proprio tutto un via vai, quindi proprio ci sta Adriatico, Adriatico, Adriatico. Fammi vedere se uno è più significativo, eccola qua, 5,6 in Uruguay. Quindi vedete che ci sono le scosse forti ragazzi. 3,5, 4,6, 5,5 alle Maldive, quindi sì, sì, ma è così, Livia. Io allora ho indovinato perché ti ho detto, guarda, allora io faccio l'indovino pure io. Ho detto una settimana avverrà un grande terremoto. Poi in Albania è successo questo ben di Dio. Allora che devono dire? Mecchiodi Giuseppe indovina i terremoti? No, è perché capita, ragazzi. Ho fatto la scommessa con l'avvocatella prima dell'Immacolata, deve avvenire un forte terremoto, quindi dalla sesta ti do proprio un'opportunità in più, dalla sesta in poi va bene, già 6 va bene, per vedi, già ho vinto. Quindi 5-9 hai vinto tu, 6 ho vinto io, vabbè. Se ci sarà una scossa in qualsiasi parte del mondo superiore alla 6, vinco io. Se no, perdi tu. Quindi ci scommettiamo un dolce? Un dolce ci scommettiamo. Facciamo una cosa, facciamo una scommessa. No, guarda, la facciamo in diretta. Se vinco io, mi mandi un dolce tu a me a casa mia. No, se vinco io, se vinco io, me lo mandi tu a me a casa mia. Quindi tutta a spese tue, naturalmente, oppure tutto a spese mie. Quindi un dolce quale vuoi, non ti dico quale. Uno, quale che vuoi. Quindi ti mando una pastiera napoletana, va bene? Se perdo io ti mando una bella pastiera napoletana per corriere. Se vinco io mi mandi un dolce tu qua a Salerno. Con DHL, come vuoi tu. Te la faccio fare da mamma, sì, così vado sicuro. Però la posso preparare pure io, avvocato, senza problemi. Solo che se lo dico a mamma, mamma ne fa tre, capì? Allora fa due per lei e uno per te. Quindi faccio prima dirlo a mamma. Mamma, quello poi dice, vabbè, ma la faccio pure io allora. Allora gli viene la voglia pure a lei. Sì, la pastiera di grano. La pastiera napoletana. Quindi preparati, avvocate, perché mi manna qualche bello dolce. Quindi non mi si tende la torta. Vabbè, metti che vuoi tu da torta. Quindi ricorda per l'Immacolata, quindi giorno 8, dopo la mezzanotte è finita la scommessa. Quindi mezzanotte e un minuto, la scommessa è terminata. Allora, se la magnitudo in qualsiasi parte del mondo è 5,9, hai vinto tu. Se 6 in poi, vinco io. Quindi, vedi, ti ho dato una possibilità molto alta. Il 6, dai 6 in poi vinco io. Quindi, prepara il dolce, avvocato. Oggi è 20 28, che se domani, se stanotte succede, già domani me la puoi inviare, avvocato? Quindi anticipiamo i tempi, quindi chi vince per primo, se faccio io faccio prima. Quindi se stanotte ci sarà una scossa di 6,1, domani ti chiamo e dico manda, sta a vedere Livia, poi se non la manda la torta, ma è normale. No, no, stavamo dicendo che io l'altra volta a MG avevo detto che in 7 giorni ci sarebbe stato un forte terremoto. Ed in effetti è successo in Albania. Allora ho detto non è perché Giuseppe, cioè io faccio le previsioni dei terremoti, è perché sono ciclici, cioè avvengono e basta. Allora mi ho fatto la scommessa con Avvocatella che a partire da stasera, da adesso, fino all'8, quindi l'Immacolata, 8 dicembre, ci sarà una scossa
di 6 in poi. Se di 6 vinco io una torta fatta da Avvocatella e me la manda a casa a me. Se perdo io, mando io a lei una bella pastiera napoletana lì. Vabbè, Livia, non ci offendiamo, eh. No, io ho detto una scossa, non ho detto dove, quindi non abbiamo detto il luogo. Io l'altra volta ho detto avverrà una scossa forte nel mondo in questi 7 giorni. Difatti è successo in Albania. Però ho detto ragazzi, non è perché io faccio l'indovino, è perché va sempre così al finale. Allora poi abbiamo fatto la scommessa a Avvocatella per vedere poi se ho ragione oppure no. Cioè che le scosse ci sono e ci saranno sempre. Quindi da 5,9 vince sempre lei. Da 6 ho vinto io la scommessa, quindi è questo. Se domani mattina in qualsiasi parte del mondo ci sta una scossa di 6,1 oppure di 6, ho vinto io. Appunto gliel'ho detto che è facile che vinco. Lei dice di no, io dico di sì. Vabbè, MG, abbiamo vinto una torta, che fa? Dai. Vediamo la torta che fa Avvocatella, vediamo come cucina, così vediamo la mano di Avvocatella com'è con i dolci. Anche perché ho la passione per i dolci, quindi deve essere buona. Vabbè, AMG è una scommessa vinta in partenza, lo so. Quindi Avvocatella prepara a muovere le mani, a impastare. Allora, Viale della Repubblica, Salerno 84 135. Sub Salerno. Poi se vinci tu, su WhatsApp mi scrivi l'indirizzo esatto e io te la mando. Vedi che si deve fare per piano un po' di dolci, che si deve fare Livia? Scommessa vinta ragazzi. O quasi perde, poi se perde dopo questa mi tutto per una vita, già lo so. Questa è la mia paura, non per la perdita della pastiera napoletana. E proprio perché dopo quella di la vista, vi devo vincere ragazzi. Vabbè, ma io la vedo facile comunque, non è difficile da vincere. Oh no, MG, molto molto probabile. Avvocato, se fa una scossa alle 3 stanotte di 6.0 ti chiama, ecco, pure se fossero le 2 o 3 del mattino, scrivo su WhatsApp, prepara la torta. Anche se sono le 4 del mattino, ti giuro, ti scrivo su WhatsApp, prepara la torta. Sì, Livia, io lo faccio, quello lo sa, l'ultima volta a mezzanotte gli ho mandato la filastrocca di Nightmare, quella di paura. Lo sa che glielo faccio il pezzo. Se stanotte trovo una scossa alle 1 alle 2, gli mando su WhatsApp, torta, grazie. Non gli scrivo neanche il terremoto, gli scrivo solo torta, grazie. Giuseppe. Ti immagino, Nivia? La chiamo alle 4 del mattino, la chiamo proprio, dico, oh, ha preparato la torta. Guarda, la sveglia proprio, dico, ha preparato la torta, avvocato. Ma se sto sveglia ti chiamo, non mi interessa proprio. Dico la torta, grazie e attacco. Due parole. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata. Vado a vedere se riesco a trovare qualche film che mi ispira stasera, perché con questa pioggia che ci sta, un film di paura è proprio ok. Ma quale però? Li ho visti quasi tutti al finale. Avvocato tu no? Perché tu mi mandi un film... No, no, te l'ho detto già, no, un filmato non ne voglio. Allora, o mandi un film buono o lascia stare. Quindi scegli un film se vuoi buono. Però non manda 1910 o 1915. Io non so dove li vai a prendere sti film, ma non voglio manco sapere. Al finale non so in quale biblioteca antica vai, non lo so. Ma deve essere tipo avvocati, ma mamma mia, ma è proprio fantasia zero proprio, eh. Proprio una fantasia esagerata, tiene. Dottor Vibes. Se la vede mio nipote di 2 anni questa. Dico una cosa che mi deve portare ansia, che mi deve portare angoscia, e tu mi dici, dottor Vibes. Ma qua minimo ci vuole dall'esorcista in poi, devi aumentare un po' la dose, avvocato. L'evocazione, tenune, una cosa così mi devi proporre, no? Una cosa così. Buonanotte Livia, buonanotte avvocatella, ci sentiamo più tardi o massimo domani.
Avvocato, siamo in un film o buono o no. Quindi di paura, non quelle cose terra terra. Proprio deve fare paura, tipo Nightmare, l'evocazione. Prendi spunto da questi qua che ti ho detto io. Quindi la casa, ce ne stanno tanti. Vabbè, ragazzi, un saluto e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.